Buonasera a tutti ragazzi, stavolta parleremo di religione. Questo è un argomento che non va tanto perché giustamente tutti quanti credono nelle famose apparizioni mariane e quindi giustamente è un argomento molto combattuto contro di me, ma questo già lo so. Però voglio parlare del sole che pulsava. Esattamente il 2 di settembre tanti fedeli stavano pregando quando tutti quanti col cellulare giustamente a riprendere tutto questo qua e si è visto il sole pulsare come un cuore, pulsava forte, poi si ritirava, pulsava forte, poi si ritirava. Diciamo che nel video si sente dire un fedele perché a me non si vede così come fa te, cioè che pulsa il sole. Perché nel cellulare di uno ci stava il sole che si vedeva che si contraeva come un, diciamo tipo un cuore, si espandeva e si richiudeva, si espandeva e tutti quanti con questi cellulari a pensare il miracolo, la Madonna e così e così e tutti quanti giustamente a pregare che questo grandissimo miracolo di questo sole che abbaiava e poi si ritirava, abbaiava e si ritirava. E beh, abbiamo fatto una piccola ricerca per vedere che cos'era. In effetti, il religioso direbbe è un'apparizione, un segno divino, ma invece ci sta un'altra spiegazione a questo. In effetti, tutti i cellulari di oggi, ragazzi, hanno il bilanciamento automatico. Significa che quando io vado a immortalare il sole, siccome il sole è una bella forza di colori, il cellulare cerca di prendere giustamente di bilanciare la situazione e si contrae e si fa, quindi si ha questo effetto ottico del sole che abbaglia e poi si ritira perché il cellulare sta cercando di ottenere una. Sì, sì, Michele. Allora io dopo metterò, ragazzi, due video. Uno, quello vero, dopo tutto il video che ho fatto, metterò due video. Uno, quello dell'apparizione del sole che pulsa veramente a Meggiugori, quindi vedrete cosa hanno visto i fedeli a Meggiugori. E questo lo vedrete perché anche diciamo, lo linko dal sito della Luce di Maria, quindi è un sito che penso che molti di voi lo conoscono, però io non posso mettere le immagini o video direttamente sul mio video, però lo posso poi proporre sotto i commenti e metterò il video questo qua dove si vede questo sole pulsare. Poi vi metto un altro video di un ragazzo normale che spiega perché il sole fa così. In effetti la cosa che si ha a Meggiugori la fa il ragazzo da casa vedendo il sole. Questo qua non è altro che un bilanciamento del cellulare che non riesce a trovare la focalizzazione. Allora il sole sembra ingrandirsi e abbassarsi, ingrandirsi e sembra come un cuore che pulsa. E tutti i fedeli poi a Meggiugori, il miracolo, il sole che pulsa, qua e là. No, ragazzi, la spiegazione ci sta. Quindi è inutile. Poi, com'è? Uno si vede, un altro no. No, ma poi è bello che nel video si sente dire, ma scusa, a te si vede perché no? Perché si vede che era un cellulare che non è di ultima generazione e quindi non è il bilanciamento automatico. Ad esempio, se lo faccio col mio, no? Quello pulsa pure a me perché a me tiene il bilanciamento, quindi se non trova il bilanciamento, questo va avanti e indietro, avanti e indietro. E ti pare che il sole pulsa come una stella, diciamo, tu. E quindi purtroppo, come dice pure questo ragazzo, dice purtroppo si influenzano uno con l'altro e si credono che sono apparizioni o segni divini, ma in effetti non lo sono, ragazzi. Anche perché, ripeto e lo ripeterò all'infinito, ragazzi, allora qua non si mette in discussione la Madonna, la Madre di Dio, non si mette mai in discussione, perché la Madre di Dio è la Madre di Dio. Il problema è che io non credo che lì ci sia più la mamma di Dio, di Gesù, anzi, no, di Dio.
anche se Gesù e Dio sarebbero la stessa persona, vabbè. Comunque è sempre, ma sì, Michele, ma sono 30 anni, hanno fatto allora, la cosa più che mi innervosisce a me, no? Tutti i veggenti sono miliardari, Michele, gente con i miliardi. Miriana, quest'ultima che fa le visioni, che cammina sulla montagna, c'ha un albergo di lusso. E per fare una notte lì, pensa che si è studiata questa. Ogni stanza di questo ostello non è un albergo, in effetti, ha un nome di un santo, quindi io vado a dormire nella stanza di Padre Pio. Io vado a dormire nella stanza, che ne so, di Sant'Antonio da Padova. Ogni stanza ha un suo santo. Poi Michele, in base alla santità si paga di più. Quindi se io vado a dormire nella stanza di Padre Pio pagherò di più. Se invece vado a dormire, che ne so, da San Giovanni Battista pagherò di meno. Quindi lo fanno pure in base al santo. Quindi il santo più famoso è e tu più paghi. È normale, mica. Cioè, se vado a dormire nella stanza dove ci sta scritto Dio, ci vuole un assegno. Cioè, dai, è ridicolo pure. Poi gli altri veggenti, torniamo agli altri veggenti, tutti quanti si sono arricchiti, ma arricchiti. Anche il vescovo Monistar che andò lì per una verifica per vedere queste apparizioni, se ci stavano, se non ci stavano. Anche lui ha fatto questa relazione che il Papa è vero che ha ammesso i pellegrinaggi che possono andare, ma non ha mai ammesso che lì apparsa la Madonna. Si è sempre tenuto Voitiva e questo qua sulle... Aspettiamo un attimo. Volete andare lì? Andate pure, sì, avete il mio consenso e cose. Però a dire che c'è stata la Madonna ce ne passa. Quindi se è sempre tenuto, volete andare in pellegrinaggio, andate a pregare, state tutti insieme, la vede una cosa positiva. Questo sì. Però a dire... Ma guarda, sono... Ma da quando è che ci sono queste che dovevano essere... Sono anni e anni che deve arrivare questa cosa, sono invenzioni, ragazzi. Là, allora, lì, forse io, come ho sempre detto, forse all'inizio, ragazzi, qualcosa c'è stato. Ma forse, non sono sicuro. Poi hanno approfittato della situazione e ne hanno fatto un business. Allora, tu vai lì a Meggiugori, tu, siccome tutti quanti stanno in quell'atmosfera religiosa, quando tu arrivi, automaticamente tu, che ne so, sei come attratto, capisci? Ti immedesimi nella situazione. Allora tu ti credi di stare in pace con tutto il mondo, perché lì trovi questa atmosfera, diciamo, di pace, di amore, perché lì vanno tutti convintissimi che lì ci sta la Madonna. Ma io dico io, no, a parte questo, Michele, ma una Madonna. Ma non perché io faccio peccato se poi fosse vero, no? Mi dispiace, però io dico quello che penso. Anche perché Dio ha detto che si deve pregare solo a Lui e al Figlio, quindi non faccio peccato perché la Bibbia perlomeno mi insegna che vanno pregati solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi io mi sono attenuto alla Bibbia, cioè i santi, la Madonna sono persone di Dio ma non vanno pregati, quindi io mi sento in pace con me stesso. Sì, ma poi un'altra cosa, no? Possibile che io do l'appuntamento alla Madonna, Michele? Ci vediamo alle 7 davanti al convento di Suoro Orso, la danno per fare un esempio. Cioè, quasi danno l'appuntamento, Michele. C'è la Madonna, ai veggenti, dà l'appuntamento. Cioè, ma scherziamo, c'è una Madonna che viene in nome del figlio, dà l'appuntamento? Oppure dice domani vengo, domani non vengo? Poi una Madonna se fosse apparsa. Eh sì, sì, immagino la Madonna dice, "Oh, no, no, ragazzi, ho da fare, devo correre a Meggiugorje, dai, è un po' ridicolo. Ma poi un'altra cosa che io, questa è la cosa che più mi ci batte la testa, no? La Madonna è apparsa, facciamo ipotesi che sia apparsa.
Perché la Madonna non ha detto tutti sti soldi che voi state facendo il mio nome è qui, perché non li date ai poveri? Cioè, una domanda questa facilissima, questa è facile facile. Io penso che se la Madre di Dio fosse apparsa a Medjugorje avrebbe detto sentitemi, avete fatto denaro in mia presenza, grazie a me, alle apparizioni che io sto facendo attualmente qui, però tutti i soldi gentilmente li devolvete ai poveri, ai bisognosi. Perlomeno credo che una Madonna o un santo che sia, se fosse veramente, non credo che ti direbbe accumula, accumula e in effetti, ma a parte questo, Michele, un altro veggente se n'è andato in America e ha fatto una villa da 1 milione di dollari. Mo' questo 1 milione di dollari per fare questo villone a Miami, chi gliel'ha dato? Da dove è uscito fuori questo 1 milione di dollari? Da Meggiugorje. Uno si trasferisce, se ne va agli Stati Uniti e si compra una villa da 1 milione di dollari. Uno che a stento mangiava il pane. Oh no, non dimentichiamoci ragazzi che Meggiugorje era un paese poverissimo. A stento si mangiava lì ragazzi. Ora hanno miliardi su miliardi su miliardi. Ma io non do la colpa all'inizio che ci stava la guerra, ci stava la fame e tutto, no, però mi pare un po' eccessivo che adesso si sono mangiati tutto e tutti. Infatti anche un servizio delle Iene che andarono lì a domandare, scusatemi signore, io ho visto il video, ma perché vostro figlio ha comprato una casa da 1 milione di dollari? E la signora dice, io non capisco italiano. Ma signora, vedete che ieri è venuta la mia collega e parlavate l'italiano, come mai con me non potete parlare l'italiano? Capisci? Cioè la mamma di questo qua prima, il giorno prima aveva parlato italiano con la signora che era andata a intervistarla. Poi quando gli ha detto come mai vostro figlio, dove ha preso i soldi per fare questa casa di 1 milione di dollari a Miami? Ah, io non parlo italiano. Allora non parlano italiano quando non conviene. Quindi ragazzi, per parte mia, qui c'è stato il più grande business della storia, questo è poco ma sicuro. Perché la Madonna non è che può andare, come ha detto Michele, ci vediamo aspettate, devo correre a Meggiugorje, sto facendo tardi. Oppure la cosa più strana che ha detto il Papa in effetti è che la Madonna è comandata dai veggenti. Cioè se il veggente ora dice ci vediamo domani puoi venire alle 2, ma sicuramente sì, però capisci, i veggenti fanno gli appuntamenti, loro decidono dove apparire, quando e a che ora. Cioè è una cosa quasi ridicola, dai. Cioè il veggente dice Madonna mia, se domani puoi venire alle 2 ci vediamo, che ne so, in chiesa a tale parte. E la Madonna poi il giorno dopo va lì a quell'ora che aveva detto il veggente. Cioè, io non credo che potrei andare da Gesù e di Gesù per piacere, domani puoi venire alle 2 lì e poi dopo domani, ma pure il Padre Eterno dice Giuseppe, mo daranno fastidio. O no, pure Gesù direbbe Giuseppe, e t'hai fatto una volta e t'hai fatto lui, non è, ma statisticamente non è possibile, perciò il Papa non si è sbilanciato, mica. Il Papa ha detto, vabbè, volete andare lì, credete che lì ci sta la Madonna, tutto, vabbè, andate. Però non si è sbilanciato sul fatto se è vero oppure no che lì è apparsa la Madonna, anche perché il famoso vescovo Morningstar portò delle prove al Papa che di tutto parlavano tranne delle apparizioni, quindi non può mettersi contro i vescovi. No, ma poi Mystery, no?
Dico, tutti questi soldi che stanno facendo con queste apparizioni, no? Ma certamente, perché non vengono devoluti ai bambini poveri, a chi non ha soldi, ai bambini che stanno in Africa? Io non dico a noi che stiamo noi sotto morte, come si dice, noi arrangiamo, però a quelle persone davvero che hanno bisogno, no? Allora, la veggente Miriana, come si dice, là ha aperto un hotel e ogni camera costa una fortuna a dormire lì. L'altro se n'è andato e si è costruito una villa da 1 milione di dollari fuori. Un altro ha aperto un albergo di lusso lì e un altro un ristorante della zona lì che sembra il nome di chiesa perché si va a mangiare in quel ristorante là Gesù ti benedice. Quindi come giri e come vuoti Michele hanno fatto a livello proprio, capito? Che chiunque vada lì deve rimanere i soldi là. Cioè vai lì con 1000 euro e torni con 1100, 100 euro di debiti. Così quando vai la prossima volta gli dai pure il debito. Quindi è ridicolo ragazzi, dai. E la cosa bella, sai quel cos'è? Che siccome in tanti vanno, allora si condizionano l'una con l'altra e dice vedi qua il miracolo, vedi qua. Poi si sono pure fatti furbi, quando arrivi là mettono le canzoni, sa, religiose, quell'atmosfera, creano proprio, capì? Ti suggestionano a tal punto da credere. Io ho visto il video questo qua che dopo metterò, faccio vedere il sole che pulsa e quelli che fanno le preghiere ti coinvolgono, capisci? Quindi è quella la cosa. Però un ragazzo ha detto aspetta, questa fatta del sole non è come dite voi, perché è un bilanciamento automatico della camera del cellulare che non riesce a trovare la giusta focalizzazione e si ha questo effetto. Ma non è che era un segno divino quello che tutti, perché anche un vedere a fianco dice oh, ma perché a te si vede solo che pulsa a me no? Cioè, ma se il sole pulsava veramente, indipendentemente da che cellulare avevi, lo dovevi vedere, ma lascia perdere che c'è Huawei, oppure c'è un Samsung, oppure c'hai un Nokia, ma qualsiasi cellulare, ma se il sole sta pulsando, ragazzi, pure con la più scema delle telecamere, tu lo riprendi e basta. Ma che c'entra il telefono più buono, il telefono più scarso, il telefono... Perché i telefoni, quelli là più tecnologici, di ultima generazione, hanno questo famoso bilanciamento. Non riuscendo a riprendere bene la focalizzazione, allora ti pare che ti fa quell'effetto lì. Ma in realtà è solo la fotocamera che cerca di trovare la giusta focalizzazione. Sto qua. Vabbè ragazzi, dopo questo, come finisco di terminare le altre, diciamo, l'elaborazione del video, metterò il primo video che è quello là a Meggiugori e poi il secondo video che il ragazzo vi fa vedere come fa il sole a pulsare col cellulare. Quindi vi dice subito, ecco lì come hanno fatto a fare a Meggiugori. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi sempre con qualche altra notizia e come sempre ragazzi dobbiamo scoprire sempre le cose più misteriose. Quindi ho visto questo ragazzo che faceva Massimo che faceva sta cosa e faceva ecco il grande inganno di Magicori, il sole che pulsa non è altro che la fotocamera del cellulare. Quindi, e poi mi sono un po' diciamo informato di più. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. Sotto al commento metterò i due video. Il primo è quello la reale di Meggiugorje, il secondo è il ragazzo che spiega come fare per avere quell'effetto lì. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.